Presso il nostro museo è custodito il modello in gesso della pace che Canova ha realizzato tra il 1811 e il 1815 su commissione di un principe russo. Pensate un po', il principe voleva essere promotore di una pace perché c'erano venti di guerra tra la Francia e la Russia. La Francia che voleva invadere la Russia. Che cosa è successo? Che Canova nel 1812 si trova in difficoltà perché capisce che il suo soggetto era fuori tempo, la guerra ormai era scoppiata, la Francia stava invadendo la Russia, ma l'artista non si ferma, la porta a compimento nel 1815 e pensate, rimane custodita presso San Pietroburgo fino alla metà del XX secolo. Dopodiché il marmo passa a Kiev presso il Museo Nazionale perché l'Ucraina era ancora una repubblica dell'Unione Sovietica. Quindi pensate, questo filo rosso che collega Canova alla Russia e poi la Russia all'Ucraina, adesso quel modello in marmo è nei depositi, nei bunker del museo, quindi è tutelata dai bombardamenti. È un tema ovviamente molto attuale, è un tema che ci deve far riflettere. Perché? Perché l'arte può essere a sostegno dell'umanità, l'arte può essere consolatoria nei momenti difficili e in questo momento non possiamo goderne, o meglio la popolazione ucraina non ne può godere.